Belatti cosa farà alle prossime elezioni comunali? Sicuramente non stiamo a guardare, non sto e non stiamo a guardare perché siamo in molti che non ne possiamo più di questa amministrazione. La politica veneziana appare come un lago le cui acque quiete in superficie nascondono in realtà vortici e correnti molto forti, pronti ad uscire allo scoperto dopo 5 anni di amministrazione fucsia. A pochi mesi dalle elezioni, partiti, movimenti, associazioni, liste civiche si preparano ad uscire allo scoperto per tentare di confermare o ridisegnare lo scenario amministrativo cittadino. Gianangelo Bellati, candidato sindaco nel 2015, il cui appoggio risultò decisivo per la vittoria di Brugnaro nel ballottaggio con Felice Casson, si fa portavoce di un malessere che descrive come diffuso in laguna come in terraferma ed è pronto a raccogliere la sfida. Tutte le associazioni cittadine si stanno muovendo all'unisono proprio perché noi vogliamo cambiare la gestione, ma soprattutto anche la filosofia, il modo di intendere le due città di Venezia e di Mestre. Sono intese male oggi sono solamente sfruttate da della gente che non è di Venezia e di Mestre. Guardiamo quelli che io chiamo gli alveari di Mestre, dove c'è il low cost di tutta questa invasione turistica, e sono capitali che arrivano dall'estero. I cittadini di Venezia e di Mestre non ci guadagnano nulla, hanno solo le tasse da pagare per mantenere questa Disneyland che si sta allargando a Mestre. La risposta che ha in mente Bellati è un polo civico di ampie proporzioni. Il giudizio sull'era Brugnaro è severissimo. 5 anni all'insegna di una monocultura amministrativa completamente indirizzata allo sfruttamento immediato di tutto lo sfruttabile, senza una visione di lungo raggio della città e dei suoi cittadini. Basta guardare i canali, le fondamenta che stanno crollando e poi questo anelito per forza ai soldi, ai schei, senza considerare il patrimonio enorme che noi abbiamo ereditato e che si sta rischiando di buttare alla rovina. Faccio per esempio l'esempio delle grandi navi, no? A tutti i costi dover fare entrare questi mostri che anche all'estero dicono: ma siete pazzi, ma cosa state facendo a questa povera città? Poi no, cito solamente una delle tante promesse fatte da questo sindaco che ha promesso mari e monti, non ha mantenuto nulla. I 30.000 residenti in più a Venezia sono in senso negativo, altro che in più. Andando avanti di questo passo sono 1.000 in meno all'anno nella parte insulare lagunare. Se queste sono le promesse, il mantenimento delle promesse, beh, è meglio che noi cittadini ci svegliamo tutti e ci stiamo per fortuna svegliando.